Nuova conta dei danni tra Pieve di Soligo e Fara di Soligo per la tromba d'aria e i nubifragi di ieri sera. Nel pomeriggio ancora disagi nella Marca e l'allerta meteo regionale diventa arancione per le prossime ore. La zona del quartiere del Piave vive ormai nella paura quando il cielo si fa grigio. 15 minuti di terrore, anche le case sembravano volar via, mai visto una cosa del genere. Le voci da Farra a Pieve. Migranti, un nuovo bando della prefettura di Treviso per manifestazioni di interesse da operatori economici e enti del terzo settore per l'accoglienza di 400 persone. Arrestato dalla polizia il malvivente che rubava nell'abitazione degli anziani del Coneglianese con la scusa di vendere delle piantine a un 39enne, 10 colpi accertati. Risse, aggressioni e alcol, giro di vite a Treviso, per 6 persone scattato il DASPO urbano, per un'altra il foglio di via. Con un sorpasso azzardato provoca un incidente a Montebelluna e scappa. Il pirata è una quarantenne incastrata dalle telecamere di videosorveglianza e denunciata. 60enne imprenditore di Treviso restituisce più di 1,5 milioni di tasse evase in 5 anni dopo la verifica fiscale della Guardia di Finanza. Esposto della CGIL in procura, denunciata la scarsa sicurezza nel carcere minorile di Treviso. Abbiamo constatato attacca il sindacato, gravi carenze in caso di incendio. Alla Gipsoteca di Possagno tornano a splendere i bozzetti in argilla di Antonio Canova dopo un restauro durato 2 anni di delicato lavoro. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Dunque sarà un'altra notte con il fiato sospeso nella Marca per l'allerta meteo che resta fino alle 12 di domani e è diventata un'allerta arancione a livello regionale e dunque si resta con il fiato sospeso. Oggi, nel pomeriggio di oggi, ancora disagi soprattutto per Acquazzoni nel Coneglianese e sempre in quella che è diventata la zona più sfortunata, bersagliata dal maltempo, il quartier del Piave. Già ieri sera lo abbiamo raccontato in diretta, il nubifragio e la tromba d'aria, e quindi una conta dei danni che riparte incessante. Anche oggi è ripartita a partire da Pieve di Soligo. Un quarto d'ora di paura. Una grandissima tempesta, non so come spiegarmi, perché sembrava che cadessero tutte le case giù, alberi che si muovevano. Siamo stati interessati ieri da questo fenomeno che probabilmente è stata una tromba d'aria, anche dalle foto che abbiamo, dai video che abbiamo raccolto in queste ore come testimonianza. Mi è appena stato comunicato anche rispetto al cimitero di Pieve di Soligo, ci sono stati dei danni ai loculi, alle coperture, tantissimi alberi caduti come quelli che vedete alle nostre spalle in questo parco. C'è un parco, il parco del Soligo, perché per una parte importante verrà chiuso fino all'intervento di bonifica di un grande cedro che ha dei rami grandi come degli alberi che si sono incastrati a mezza altezza. Per il quartiere del Piave, da Pieve di Soligo a Farra non c'è pace. Prima la violenta grandinata di una settimana fa, poi la tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio di giovedì, facendo volare coperture, pannelli fotovoltaici dai tetti, sradicando alberi, una ventina, quelli di grandi dimensioni, caduti a Pieve. Tromba d'aria. È stata un quarto d'ora con un acquazzone di un quarto d'ora che ha portato l'acqua a 1 metro sopra il livello dei tombini. La grandinata dello scorso 25 luglio aveva provocato gravi danni ai tetti di case e aziende. Il nubifragio delle ultime ore ha ulteriormente aggravato la situazione, come racconta la titolare del chiosco caffè, che porta ancora evidenti segni dei chicchi di ghiaccio caduti che avevano danneggiato la copertura. Pioggia che mi ha allagato praticamente 80% del locale. Fino a dove è arrivata l'acqua? Fino a qua abbiamo pulito, ma era tutto che galleggiava, sedie, è rimasto ancora di qua un po'. Avete dovuto tener chiuso? Sì, perché non si poteva lavorare. Danneggiati i tetti e gli impianti fotovoltaici di alcune aziende della zona industriale, colpita anche la copertura del centro commerciale di via Vittorio Veneto, danni che si aggiungono alla conta di quelli causati dalla grandinata di lunedì scorso. E anche il lavoro fatto nel corso di questa settimana per pulire, per mettere in sicurezza il territorio da cartelli pericolanti o altro è stato in parte vanificato, dobbiamo riprendere tutto da zero.
Voglio rassicurare i cittadini e imprese che lo stato di emergenza attivo da luglio sarà esteso ai territori colpiti. I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate a Roma per le richieste dello stato di emergenza nazionale e lo stato di calamità per il settore agricolo. Così il presidente del Veneto Zaia, dopo l'ultima ondata di maltempo, e purtroppo le previsioni per le prossime ore parlano di nuovi rovesci temporali con possibili fenomeni di forte intensità su gran parte della regione, in particolar modo tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Alla luce di questo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta arancione fino alle 12 di domani. L'allerta meteo che noi abbiamo ricevuto ieri prevede maltempo fino a domani alle 12, per cui attualmente abbiamo aperto anche il COC. E il maltempo che ha colpito Pieve di Soligo ieri sera ha interessato anche l'Istituto Casagrande di Pieve di Soligo, come vediamo nelle immagini. Acqua penetrata nei laboratori, raggiungendo i computer, sradicamento di diversi alberi, abbattimento delle transenne del cantiere in corso per l'ampliamento della struttura. La stima dei danni sarà effettuata nei prossimi giorni dopo attenti sopralluoghi, è la nota della provincia di Treviso. Lo raccontava Francesca Bozza, da Pieve di Soligo a Farra di Soligo, l'altra zona colpita e l'altra conta dei danni. Sì, si sono sommate le cose, la grande pioggia della settimana scorsa con un vento fortissimo, la grandinata di lunedì sera che aveva già fatto dei danni e poi ieri la tromba d'aria veramente forte, mai vista una cosa del genere qua. Una serie di eventi climatici estremi che in poco meno di 3 settimane hanno messo in ginocchio il territorio di Farra di Soligo. Nella serata di giovedì un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento ha colpito diverse zone del territorio comunale, da via San Giorgio a via San Tiziano, qui danni ingenti al maneggio Tarvisium Stella, dove in pochi minuti si è scatenato il panico tra i dipendenti e gli allievi che stavano facendo lezione. Una scena incredibile perché c'è stata una bomba d'acqua con un vento fortissimo, proprio una tromba d'aria, che ha fatto cadere il palo della luce di cemento che adesso hanno appena sostituito i tecnici dell'Enel. Caduto il palo di cemento sopra i box dove c'erano dentro i cavalli, si è scoperchiato il tetto, il vento fortissimo, la tromba d'aria ha portato via tutto, sopra un'altra casetta di legno degli attrezzi che abbiamo dietro di là e poi giù in strada. È stata una tragedia veramente. La prima preoccupazione è stata quella di portare in salvo i cavalli spaventati. Sotto un diluvio abbiamo dovuto, i cavalli spaventati, portarli in altri box che abbiamo dall'altra parte del maneggio, ma è stato veramente un brutto momento. I cavalli stanno bene, lo diciamo. Stanno bene, per fortuna nessuno si è fatto male. I cavalli stanno bene, le persone anche, non ci sono stati feriti, solo tanti danni. Si lavora per riportare la situazione alla normalità qui come in altre zone del comune. Stiamo ancora finendo di contare i danni della settimana precedente, che ieri ci è capitata questa tromba d'aria che ha messo veramente in difficoltà nuovamente un territorio che comunque è già stato colpito pesantemente, con scoperchiamenti di case, anche delle fabbriche, alcune aziende ancora. La situazione di ieri ha peggiorato una situazione che era già critica, perché sono andate in difficoltà ancora di più delle abitazioni private, così come appunto anche delle aziende, perché già avevano coperto un po' alla meglio i tetti. Con il forte vento di ieri ha riscoperchiato e quindi tutto da rifare. Ho visto veramente gente in difficoltà. Nel frattempo si contano i danni che si aggiungono a quelli della grandinata di una settimana fa. Le stesse imprese edili faticano a far fronte al carico di richieste di interventi in case e capannoni. Noi fra l'altro con la grandine di lunedì 24 siamo full, non sappiamo da che parte prendere. Cerchiamo di fare anche l'impossibile. Ci sono tetti completamente distrutti dalla grandine? Distrutti, i tegole, le coppe distrutti. Dopo la fortuna qual è? Chi ha la guaina sotto è salvo, chi non ce l'ha piange, sta piangendo. Un territorio questo che all'improvviso in pochi giorni si è trovato vulnerabile ed esposto alla violenza della natura, che oggi trema appena il cielo si fa scuro. Siccome qui eravamo convinti di vivere in un paradiso protetto dalle colline e adesso le colline ci hanno buttato giù questo inferno, c'è un po' di timore e non sappiamo più cosa aspettarci. Non era mai successa qui una cosa del genere. Eravamo abituati a vederle in TV che succedevano da altre parti. A Farra di Soligo il COC rimane attivo anche alla luce delle previsioni per le prossime ore e già nel pomeriggio di oggi si sono registrati nuovi acquazzoni tra Conegliano e Vittorio Veneto. Il nubifragio del pomeriggio ha ingrossato la cascata del Molinetto della Croda, tornato a far paura a 9 anni dalla tragedia che costò la vita a 4 persone durante la festa degli Omini.
E dunque i danni anche di queste settimane, in questo che è stato un luglio terribile. Bene, nasce a Treviso una task force per le famiglie e imprese colpite dal maltempo con il progetto Treviso Protetto. Centro Marca Banca stanzia un plafond di 30 milioni di euro per anticipare i ristori dei danni subiti. Grandine, raffiche di vento e pioggia, un'estate anomala che porta con sé la paura del maltempo improvviso, ma soprattutto dei danni. Tetti scoperchiati, aziende inagibili, interi raccolti persi, case e auto distrutte. Un'emergenza che ha visto in pochissimi giorni la costruzione di una vera e propria task force con il progetto Treviso Protetto. Una straordinaria iniziativa di un modello Treviso che vede ancora una volta Centro Marca Banca, Comune di Treviso, associazioni di categorie e confidi uniti per garantire un servizio, in questo caso un microcredito, a tutte quelle aziende, quegli artigiani e quei cittadini che hanno subito dei danni e che magari proprio a causa di questi danni oggi si vedono limitati nel lavoro o nel quotidiano. Capofila del progetto Centro Marca Banca con lo stanziamento straordinario di 30 milioni di euro, un plafond per anticipare ad aziende e famiglie del territorio i costi dei danni subiti. Ci si rivolge al Centro Marca Banca oppure all'associazione di categoria di appartenenza, se non al Confidi, ovviamente con diciamo, la documentazione necessaria per una pratica di fido, con l'attestazione di danni subiti e dei preventivi. C'è un iter molto veloce e contiamo di arrivare ad erogare nel tempo massimo di 15 giorni. Finanziamenti con durata massima di 120 mesi per importi tra i 5.000 e i 200.000 euro. In questo caso nei primi 12 mesi abbiamo congelato il tasso ai livelli di inizio 2022 prima della salita dei tassi, quindi un 2,5%, praticamente senza spese di istruttoria e con un iter veloce. Danni del maltempo che con un veloce effetto domino colpiscono tutto il sistema. Uno che si trova il capannone rotto con pioggia, danni, non riesce a consegnare materie prime, capite anche voi che sono danni veramente importanti che possono anche colpire un'azienda e una famiglia e le famiglie di chi lavora in questa azienda. Aziende rallentate o addirittura ferme a causa dei danni, famiglie ormai in ginocchio. La situazione delle aziende, di quelle colpite, sono state bloccate con grossi problemi anche di consegne con eventuali penali. Possiamo dire che tante aziende sono in ginocchio oggi? Per terra, non in ginocchio. E allora si guarda al cielo anche nelle prossime ore. Sentiamo con il generale Giancarlo Iannicelli che tempo farà anche in questo weekend e anche nei prossimi giorni, ma soprattutto nelle prossime ore. Sono già evidenti gli effetti di un sistema perturbato di origine atlantica che dopo aver interessato le regioni nord-occidentali si porta su di noi. Gli effetti più forti si avranno questa notte su tutte le nostre zone e nella prima parte di domani, con precipitazioni anche abbastanza diffuse e qualche temporale. È una perturbazione veloce, però poi quindi si sposterà verso sud-est e noi avremo dei miglioramenti sensibili, anche dei rasserenamenti. Si rigonfierà poi l'anticiclone e questo garantirà diversi giorni di tempo stabile, ecco, tipico magari della prima parte di agosto. Anzi, presupponiamo con le indicazioni che abbiamo ora, con le informazioni, che Ferragosto sarà l'insegna del sole, ma poi confermeremo. I venti sono forti, tendenti al forte durante le precipitazioni provenienti da nord, ma poi si attenueranno, diventeranno deboli in direzione variabile. Le temperature anche queste, si sentirà il passaggio del sistema perturbato. Per domani le massime non andranno oltre i 23-24 gradi, le minime abbastanza alte, 19 gradi. Poi a seguire risaliranno subito le massime, 28-29, fino a portarsi a oltre i 30 gradi da giovedì. Le minime dai 14 ai 16-17 gradi. L'Alto Adriatico per ora è mosso, ma il moto ondoso è in attenuazione. È tutto. Chiudiamo la pagina del maltempo, c'è un altro tema importante che è quello dei migranti. Questa settimana le parole anche forti di Mario Conte che ha parlato di rischio tendopoli se non verrà attuata l'accoglienza diffusa. Ebbene, la Prefettura di Treviso ha pubblicato avvisi volti ad acquisire manifestazioni di interesse da operatori economici ed enti del terzo settore a cui affidare il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo. Si cercano posti per 400 persone a conferma dell'arrivo dei migranti. L'iniziativa ricalca i precedenti bandi finalizzati a individuare 300 posti da distribuire in centri collettivi
o costituiti da unità abitative e 100 posti in soluzioni abitative indipendenti nel territorio della provincia. Un ulteriore avviso riguarda nuovamente l'affidamento della gestione temporanea di centri di accoglienza e assistenza fino a 50 posti destinati ai minori stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro le 13 del 28 agosto. Quindi caccia a 400 posti l'accoglienza dunque per i richiedenti asilo per i prossimi giorni, per le prossime settimane, a conferma che il tema resta in primo piano. Adesso la cronaca. Usava un sistema per avvicinare gli anziani, vendere delle piantine, ma poi derubava le loro abitazioni. 10 colpi accertati per un 39enne nella zona del Coneglianese, arrestato dalla polizia. Un modus operandi studiato e collaudato. Il malvivente avvicinava le sue vittime, soprattutto persone anziane, nei pressi delle loro abitazioni con la scusa di vendere una piantina e richiedere medicinali o l'elemosina, e poi le derubava. Non solo, perché in alcune occasioni si introduceva direttamente in casa, approfittando anche di finestre aperte. Uno degli episodi contestati ha riguardato un 89enne con problemi di deambulazione che il 6 giugno scorso, di ritorno a casa, è stata avvicinata con una scusa dal malvivente, che poi è riuscito ad entrare e a rovistare nella borsetta della donna, sottraendole il portafoglio. Le indagini della polizia del commissariato di Conegliano e dei carabinieri della compagnia di Conegliano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno consentito di identificare il ladro seriale. Si tratta di un 39enne residente a Trento, ma di fatto senza fissa dimora, privo di attività lavorativa e con vari pregiudizi penali. È stato rintracciato a Trento nei giorni scorsi. In realtà l'identificazione è avvenuta con vari pattugliamenti che sono stati fatti in Borghese, in cui il soggetto era stato descritto molto bene dalle vittime, soprattutto con un incisivo mancante nell'arcata dentale superiore. E quindi dopo vari pattugliamenti abbiamo visto che utilizzava spesso una bicicletta da donna ed è stato appunto identificato più volte nel corso dell'attività. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, visti i gravi indizi emersi su numerosi episodi avvenuti nel solo mese di giugno e soprattutto considerando la pericolosità sociale e l'alto rischio di reiterazione del reato. Che cosa rubava alle vittime? Quello che trovava molto spesso il portafogli con i contanti, quindi proprio per non lasciare traccia e non essere tracciato, molto spesso l'obiettivo erano i contanti. L'uomo è accusato di furti in abitazione, ricettazione e uso di carte di debito provento di reati predatori. Al 39enne sono stati contestati una decina di colpi tra San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto e Conegliano. Non escludiamo che ci possano essere stati altri episodi che hanno riguardato questa persona. Ecco. Quindi le indagini continuano? Le indagini continuano, assolutamente. E poi c'è un 25enne moldavo arrestato invece dai carabinieri per un colpo alla SME di Conegliano. Ha prelevato dagli scaffali della SME di Susegana apparecchiature elettroniche per circa 200 euro di valore, poi ha tentato di occultare addosso e allontanarsi dal negozio. Il 25enne di origini moldave si è diretto verso l'uscita ma è stato fermato dai dipendenti subito dopo le casse. Il giovane, per fuggire, ha aggredito il personale strattonandolo, ma ha fatto solo pochi passi perché è stato nuovamente immobilizzato fino all'arrivo dei carabinieri. I militari dell'arma lo hanno arrestato e accusato di rapina impropria. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima in tribunale a Treviso. L'uomo, che ha patteggiato, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi, pena sospesa. Adesso torniamo a Treviso, risse, aggressioni, eccessi alcolici, ne abbiamo parlato a lungo in queste settimane per quanto riguarda le problematiche della sicurezza in città, un giro di vita da parte della Questura. Era stata annunciata una stretta sugli episodi di violenza, aggressioni ed alcol in centro città, soprattutto nelle aree di Piazza Borsa, via Fiumicelli, Giardini Sant'Andrea e via Roma. Sono stati emessi 3 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nei confronti di soggetti, uno di San Vendemiano, uno di Cappella Maggiore e uno di Silea, con precedenti per reati contro il patrimonio che in occasioni diverse sono stati identificati a Treviso e invitati formalmente a far rientro ai luoghi di residenza, con divieto di far ritorno in città senza l'autorizzazione del questore per i
prossimi 3 anni. Scattato anche un divieto di accesso a pubblici esercizi verso un uomo che aveva tenuto condotte moleste all'interno di un bar, e ancora 3 avvisi orali per persone sospettate di commettere furti, e infine i tanto attesi DASPO urbano per alcune aree del centro di Treviso specificate nel regolamento di polizia urbana del comune nei confronti di 2 trevigiani ed un catanzarese. I 3 sono stati più volte sorpresi da polizia, carabinieri e polizia locale nelle aree più calde della città in stato di ubriachezza. Per 1 anno non potranno rimettere i piedi in quelle stesse aree, pena la sanzione dell'arresto da 6 mesi a 1 anno. Non solo, nei mesi di giugno e luglio dell'anno scorso la Divisione Polizia Anticrimine ha esaminato anche le segnalazioni di altre forze di polizia, testimonianze di vittime e referti rilasciati dai sanitari del pronto soccorso del Cafoncello, portando il questore di Treviso ad emettere alcuni provvedimenti di prevenzione. Ben 6 ammonimenti per violenza domestica nei confronti di altrettanti uomini che si sono resi responsabili dei reiterati maltrattamenti fisici o minacce gravi nei confronti delle loro mogli o compagne, e 8 ammonimenti per atti persecutori nei confronti di altrettanti stalker che, non accettando le regole di buon vicinato o non accettando di essere stati lasciati dopo una relazione sentimentale con le loro condotte moleste e reiterate, avevano minato la tranquillità delle vittime fino a indurle a cambiamenti nelle abitudini di vita. La sicurezza stradale adesso, con un sorpasso azzardato, ha provocato un incidente, fortunatamente senza feriti, e poi è fuggita via senza prestare soccorso, dandosi alla fuga. È venuto 2 giorni fa tra Montebelluna e Cairano di San Marco. Protagonista in negativo una 40enne che è stata poi individuata dalla polizia locale anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna inoltre è risultata essere in possesso di una patente di guida irregolare. Per lei scatteranno una serie di sanzioni alla decurtazione di numerosi punti sulla patente, con inevitabili conseguenze sul documento di guida. E invece un automobilista ieri sera è uscita di strada andando a urtare contro un palo della illuminazione pubblica. È caduto a Villorba. L'uomo è stato sottoposto dai carabinieri all'alcol test ed è risultato positivo. Ebbene, aveva un tasso 6 volte sopra il limite consentito, quindi praticamente in coma etilico. Si tratta di un 50enne che fortunatamente non ha riportato conseguenze, ma soprattutto non ha cagionato danni ad altre persone. Ancora la cronaca, scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso una frode tributaria nel settore della installazione di impianti termoidraulici. Nei guai è finito un 60enne. 5 anni di fatture inesistenti per quasi 3 milioni di euro, ma dopo la verifica fiscale restituisce le imposte evase per oltre 1,5 milioni. Protagonista della vicenda, un imprenditore 60enne trevigiano, titolare di un'azienda di installazione di impianti termoidraulici, frode fiscale denunciata dalle Fiamme Gialle di Treviso. Abbiamo denunciato un imprenditore trevigiano per aver contabilizzato nell'arco del periodo dal 2014 al 2019 fatture per operazioni inesistenti per circa 3 milioni di euro. Fatturazioni fantasma che hanno permesso all'imprenditore di risparmiare negli anni 1.600.000 euro restituiti alle casse dello Stato dopo gli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le indagini hanno avuto origine dall'approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio che ci hanno portato sulle tracce di una serie di società con sede tra le province di Verona, Treviso, Padova e Vicenza che hanno emesso nei confronti della società trevigiana fatture per beni e servizi di fatto mai forniti. Restituzione delle imposte che però non estingue il reato. Il contribuente potrà ora far valere la definizione del procedimento tributario dinanzi al giudice penale. Tuttavia l'imprenditore rischia una reclusione fino a 6 anni. La funzione pubblica della CGIL di Treviso ha presentato un esposto alla Procura denunciando una situazione di scarsa sicurezza nell'istituto penale per i minorenni di Treviso. Il carcere minorile nel frattempo ha ripreso a funzionare a regime e ospita già diversi minorenni dopo i lavori di questi mesi. Abbiamo denunciato più volte, scrivendo anche le sedi competenti in Veneto e a Roma, la condizione di pericolosità in cui versa l'istituto, sia per quanto concerne la sicurezza dei detenuti che quella di chi ci lavora, spiega Marta Casarin, segretaria generale
generale della FP-CGIL di Treviso. Abbiamo di recente effettuato una visita ispettiva sindacale che ha confermato i nostri timori. Durante la visita si è appurata infatti la presenza di un solo accesso alla sezione detentiva che funge da via di uscita in caso di emergenza e che comunque non rispetta, dice Casarini, i termini di sicurezza, in quanto renderebbe difficile l'ingresso di vigili del fuoco o del SUEM. Per quanto riguarda gli impianti, conclude Casarini, non è stato possibile sapere se quello antincendio e quello elettrico siano a norma. Di qui l'esposto in procura da parte della CGIL. Adesso lasciamo la cronaca e lasciamo gli esposti in procura e cambiamo argomento per parlare di Antonio Canova e dei suoi bozzetti. Eccoli i bozzetti in argilla realizzati dalle mani del grande scultore neoclassico Antonio Canova, tornati all'antico splendore grazie a un lavoro minuzioso di restauro durato 2 anni. È un'emozione poter rivedere esposte le opere prime, pensate, studiate, plasmate dall'artista. L'intero corpus, 34 tra terre cotte e terre crude, da cui poi hanno preso vita i gessi e i marmi. Un bellissimo progetto che ci ha permesso di restaurare le opere ma anche di studiarle, quindi di verificare i materiali ma anche di studiarne le impronte digitali. Infatti lì possiamo vedere Canova che lavorava la materia. Canova prendeva il materiale, prendeva l'argilla e lì dava la sua impronta, le sue prime idee. Quando doveva lavorare a un soggetto, grazie a queste argille aveva la possibilità di creare. Sono opere freschissime, moderne, che ci fanno vedere proprio il Canova creatore. Un lavoro che ha coinvolto più realtà e più figure professionali. Grazie all'Università di Padova, all'Università di Bologna, abbiamo fatto le tomografie a tutte le opere e questo ci ha permesso di intervenire con il restauro in maniera sartoriale. 90.000 euro l'importo dei lavori di restauro dei bozzetti in argilla. Grazie a Volotea, la compagnia di voli che ci ha sostenuto per l'intero progetto. Prossimi progetti? Abbiamo un intenso programma sia per quanto riguarda la tutela e la conservazione del patrimonio, ma anche di eventi che permetteranno di valorizzare al meglio Canova, la sua opera e la nostra realtà museale. E adesso andiamo nel Bellunese. È stata ritrovata viva, seppur ferita, l'escursionista inglese di 38 anni di cui da ieri si erano perse le tracce. Ad allertare il 118 verso le 21:30 di ieri era stato il gestore del rifugio Vandelli a Cortina d'Ampezzo. Il soccorso alpino ha chiesto ai carabinieri l'analisi del tracciato telefonico del cellulare della donna, che hanno individuato l'ultima cella agganciata dal telefono. Questa mattina l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino, ha imbarcato i soccorritori per perlustrare la zona fra il Sorapis e la Cengia del Banco. Ed è stato lì che, alla fine di un canale, la donna è stata individuata. Era ferita in conseguenza della caduta tra le rocce per una quarantina di metri. Imbarellata e recuperata, l'escursionista è stata trasportata all'ospedale di Treviso. Una vicenda a lieto fine, proprio nel giorno in cui Ulsuno e Soccorso Alpino hanno presentato il decalogo per vivere la montagna in sicurezza. In costante aumento purtroppo il trend delle chiamate al 118. In soli 20 giorni i 2 elicotteri del SUEM hanno effettuato ben 58 missioni. Buon senso sempre, perché la montagna non è Gardaland e se il rischio di incidenti non può essere eliminato, comportamenti corretti possono almeno mitigarlo. Sulla sicurezza Ulsuno Dolomiti e Soccorso Alpino tengono la barra dritta. Tenere sani i sani, il motto delle comunità scientifiche che hanno concordato i punti basilari per affrontare la montagna con la testa nello zaino. I bambini e gli anziani devono affrontare la montagna, in generale i luoghi difficili, con attenzione particolare, non superare altitudini eccessive,
arrivare piano, scendere piano, curare molto l'idratazione e l'alimentazione, quindi bere anche con un po' di integrazione, mangiare quando serve. E poi valutare contesti e impegno, condizioni meteo, abbigliamento e attrezzatura, protezione della pelle, un decalogo per una vacanza in tutta sicurezza, specie in un'estate come quella che stiamo vivendo, pesantemente condizionata dal cambiamento climatico. Il trend delle chiamate al 118 in aumento e in soli 20 giorni 2 elicotteri del SUEM hanno effettuato 58 missioni. Molte volte Falco 2 e Falco 1 sono in missione assieme, quindi garantiamo una tempestiva risposta a un eventuale soccorso senza dover ricorrere ad elicotteri di altre province, pur se questa sorta di collaborazione è assolutamente fattiva e prosegue. I numeri dei soccorsi indicano che il 95% delle persone in difficoltà non ha un'assicurazione. Questo significa che se l'intervento non è sanitario, i costi saranno addebitati all'utente. Abbiamo visto appunto negli anni l'aumento del, lo diciamo in termine tecnico, fatturato che l'azienda ULSS fa per queste persone che o perché sono, come dire, si trovano in condizioni un po' particolari o perché svolgono attività molto particolari, eccetera, si trovano a dover appunto pagare, e quindi va fatta molto attenzione, insomma. Nei primi 6 mesi del 2023 sono state emesse 164 fatture per un importo di 409.000 euro. Tra le attività ad altissimo rischio, i lanci con la tuta alare, l'arrampicata e il fuoripista. Se uno non è in grado di andare in montagna o ha difficoltà, che si rivolga alle guide alpine, abbiamo delle guide alpine, oppure al CAI, che diciamo ha delle scuole alpinistiche, quindi può preparare la gente, insomma, ecco, non improvvisiamo. Non è il caso Safilo, l'assessora regionale al lavoro Elena Donazzani in queste ore ha richiamato le aziende coinvolte nel percorso e quindi Telios, Innovatec e naturalmente Safilo a fornire ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali le informazioni di contenuto e procedurali richieste rispetto ai progetti industriali e alla loro attuazione. La Regione, precisa Donazzan, in stretto raccordo con il Ministero nel proprio ruolo istituzionale, seguirà anche tutti i prossimi passaggi rispetto alle scelte che andranno a fare i lavoratori e manterrà il monitoraggio puntuale e costante del percorso assieme alle imprese coinvolte, nessuna esclusa, conclude Donazzan, quindi compresa Safilo. Adesso torniamo a parlare di Nevegal 365, ne abbiamo parlato ieri, la società che ha esposto il suo progetto milionario per trasformare la stazione sciistica in un vero e proprio paese, perché batte anche un cuore bellunese nel pacchetto societario. Braccio destro dell'amministratore unico Kamel Layaki è infatti l'imprenditore di casa Ivano Biella. Ha raccontato la genesi del progetto che si è concretizzato con la nascita della società di capitali pronta a investire vagonate di milioni per dare un volto nuovo al Nevegal. Lo ha definito trappolone Ivano Viel, l'imprenditore bellunese di 74 anni che con l'amico di lunga data Kamel Layaki ha impiegato 100 pieni di benzina e 40 voli fra Algeria, Svizzera e Lussemburgo per trovare i finanziatori che potrebbero dare anima e corpo a un'idea. L'idea è di smantellare completamente gli impianti, tirar via tutto e prendere gli impianti più moderni che ci siano. La seggiovia vecchia sostituirla con un impianto che porta su 2-3 mila persone all'ora, la seggiovia trasformare in seggiovia anche quella delle erte, portare la scuola sci in cima dove abbiamo neve e soprattutto portare acqua e cannoni su tutte le piste di Belluno. E poi l'estate con le bici, il parco avventura e forse un golf, gli hotel e la scuola alberghiera di Losanna, un'idea eccezionale di Paolo Gamba e dell'ex giunta Prade che farebbe diventare il Nevegal un vero e proprio paese, ha detto Viel. I tempi e i denari da oggi e fino ai prossimi 3 anni ci sono, solo per la seggiovia serviranno 20 milioni. Layaki e Viel si sono riservati di svelare i nomi degli altri 3 soci algerini della Nevegal 365, aperti e pronti a collaborare con tutti, pubblico e privato, a partire dall'ATI che attende l'aggiudicazione della gara per la gestione degli impianti di risalita. Fino ad ora, afferma il presidente di Nevegal 2021, siamo stati coinvolti molto poco, ma un dialogo è indispensabile. Quanto alla gara, la società di Massimo Slaviero e i soci è fiduciosa. Speriamo di partire, ci dice, perché ci sono questioni burocratiche da risolvere. La più pressante è quella dell'acqua per l'innevamento artificiale, dopo la chiusura del pozzo dell'Anta, privo di concessione.
Si scrive pista da bob e si legge preoccupazione, perché questo è il sentimento prevalente e diffuso dopo che la gara per l'affidamento dell'opera strategica per i Giochi Olimpici Invernali del 2026 è andata deserta e che per la procedura negoziati i tempi sono strettissimi. Secondo Italia Nostra di Belluno, la società Infrastrutture per Milano Cortina 2026 avrebbe opzionato St. Moritz perché l'anello di Innsbruck sarebbe troppo costoso. Falso, scrive l'associazione ambientalista, perché non risultano contatti da parte italiana per l'utilizzo della pista austriaca. E allora il Tirolo ha dato piena disponibilità a mettere a disposizione il proprio impianto per un importo fra i 10 e i 20 milioni necessari per il suo adeguamento. Per St. Moritz ci vorrebbe un miracolo, perché la pista si sviluppa su ghiaccio naturale e non risponde ai parametri richiesti dal CIO. 10-20 milioni contro i 124 e forse più con l'affidamento diretto per Cortina sarebbero un notevole risparmio, oltre che una certezza, conclude in una nota Italia Nostra, visto che la realizzazione della pista si sta allontanando sempre di più. Cambiamo argomento, 34esima edizione del Giro delle Mura. A Feltre la macchina organizzativa è già a pieno regime. Sarà l'Urban Trail, come oramai da tradizione, ad aprire il corposo programma dell'edizione 2023 del Giro delle Mura città di Feltre. La manifestazione, nata nel 2015, è giunta alla sua 7ª edizione con gli stop imposti dalla pandemia nel 2020 e 2021. Ripropone la sua duplice, fortunatissima formula, quella di competizione agonistica per chi intende affrontarla a cronometro alla mano e quella di pedonata alla scoperta della città murata e di alcuni straordinari scorci dei suoi dintorni. Una gara in notturna dedicata alle famiglie e dedicata agli atleti competitivi. La possibilità di riscoprire la nostra città di Feltre e la prima periferia lungo sentieri e strade, correndo al calare del sole con una lampada frontale come mezzo di illuminazione del percorso. Un esercito di volontari pronti sul campo con il prezioso apporto dei vigili del fuoco che prestano la loro opera gratuitamente per creare lo scenario magico che contraddistingue da 34 anni l'evento podistico d'élite. Quasi 200 gli iscritti in attesa di sfondare il muro dei 1000 e un tributo speciale. Negli anni abbiamo avuto la possibilità di collaborare con delle bellissime persone e a queste abbiamo dedicato 3 targhe. La targa per il gruppo più numeroso, dedicata in ricordo di Gianni Rizzo. Il primo uomo e la prima donna invece verranno premiati con una targa a ricordo rispettivamente di Giovanni Viel, noto volto televisivo e giornalistico della provincia di Belluno, nonché voce narrante dell'Urban Trail per molti anni, e un nostro carissimo volontario, Lusa, che sarà una targa dedicata alla prima donna. Non ancora svelati i nomi degli atleti che si daranno battaglia il 25 e 26 agosto nel cuore di Feltre, ma nel parterre non mancheranno sorprese. Tra i VIP attesi i campioni che si daranno battaglia ai mondiali di Budapest. E in attesa del Giro delle Mura, a Feltre è già invece in atto la festa per il palio di Feltre, già questa sera all'inizio degli eventi e poi domani in attesa del giorno clou, cioè domenica, giornata clou che noi seguiremo in diretta su Antena 3 a partire dalle 15:30. La manifestazione è quella che rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano nel 400, un vero e proprio salto indietro nel 400, la gara di tiro con l'arco, il tiro alla fune e poi ovviamente il momento clou della corsa dei cavalli. Tutto rigorosamente in diretta domenica dalle 15:30 su Antena 3. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 5 agosto. Sul Veneto durante la giornata nuvolosità in diminuzione a partire dalla pianura, di sera ovunque sereno o poco nuvoloso. Possibilità di rovesci sparsi e locali temporali che tenderanno a cessare entro l'alba sulla pianura e in mattinata anche sui monti. Temperature in lieve diminuzione, minime tra i 17 e i 19 gradi, massime dai 25 ai 27 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo variabile con probabili rovesci e temporali sparsi fin dal mattino. Schiarite sempre più ampie a partire dal pomeriggio, anche se non è escluso ancora qualche rovescio pomeridiano. Vento moderato da nord in quota.
Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime intorno ai 22-24 gradi. Sul Trentino Alto Adige si prevedono annuvolamenti in mattinata con precipitazioni specie ad est, in seguito schiarite. Temperature sotto la media e venti settentrionali localmente a carattere di föhn. Temperature minime intorno ai 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.